numero 90 Certerno, bravissima. È il secondo anno che organizziamo questa festa di Pasqua, perché naturalmente i ragazzi chiedono sempre una festa, ogni evento particolare. Poi la Pasqua ci sembra proprio una festa veramente bella, importante, cristianamente è la più importante che ci sia, e è giusto condividerla con tutti i ragazzi. Quest'anno abbiamo voluto aggiungere qualcosa, avevamo il desiderio di avere la presenza del Vescovo, abbiamo mandato l'invito, lui ha accettato, ne siamo felicissimi e abbiamo visto proprio un'esplosione nei ragazzi di gioia, di felicità, proprio gli brillano gli occhi. E questo è quello che è lo scopo un po' della nostra associazione, cercare di migliorare sempre di più, dare qualità alla vita dei nostri ragazzi che sono al centro, che vivono giornalmente al centro o che lo frequentano tutti i giorni. Ho desiderato venire proprio perché, come ha detto Giuliana, vi vogliamo bene ragazzi e vogliamo che voi sentiate che vi vogliamo bene, a tutti. Sono venuto anche per ringraziare gli animatori e le famiglie che hanno organizzato questo incontro. Dal momento che questa è una festa di Pasqua, ci auguriamo ancora buona Pasqua. Che questa festa continui, non soltanto oggi, ma ogni giorno. Perché oggi noi diciamo che vi vogliamo bene, ma non soltanto oggi, vogliamo bene ogni giorno. I ragazzi l'hanno accolto con tanto affetto, noi con tanto amore e con tanta gioia, ma gioia vera, intima, dentro. E anche con soddisfazione, perché quando il rappresentante della Chiesa viene a trovare i ragazzi che sono, come dire, sono sempre pronti e aperti alle emozioni soprattutto spirituali, perché frequentano la messa, frequentano ogni cosa con la loro purezza, vedere che c'è il Vescovo qui è il coronamento di questa cosa bellissima.